È stato spettacolo autentico quello di ieri pomeriggio al Palanicosia, dove l'Akragas Volley, in piena corsa per la promozione in B1, ha affrontato le americane del Colorado State in tournée in Sicilia per qualche giorno. Il risultato finale è stato di 3-1 per le americane, che hanno dimostrato di essere tecnicamente di una spanna superiore alle biancazzurre del presidente Costa. Il primo set è stato vinto dalle agrigentine 25-21, poi è venuta fuori la maggior classe delle statunitensi. Nel secondo set, vinto dalle ospiti 25-16, con l'americana di colore Brie Page, Megan Plyard e Kelsey Snyder arriva alla parità. Nel terzo, sugli scudi, ancora le ragazze del Colorado che si portano in vantaggio 25-14 grazie alle schiacciate micidiali di Dana Cranston. Nell'ultimo parziale senza scossone arriva il successo ospite 25-17 con una grande Smith e il libero Izzy Gaulia insuperabile in difesa. Il coach Hilbert ha utilizzato anche Dana Cranston, Caitlin Bexton e Megan Plyard. Le biancazzurre comunque hanno opposto una buona resistenza con Elena Bonfiglio, Maria Antonietta Dello Monaco, Tatiana Lombardo, Irene Picchierri e Livia Magherini, che sotto rete si sono dati un gran da fare. La partita comunque ha dato utili indicazioni al coach Tani Frinzi-Russo, che al termine si è ritenuto soddisfatto in vista dei playoff. Il primo avversario delle semifinali è il Caserta Volley. Come si ricorderà, le biancazzurre, in qualità di una delle due migliori seconde dei tre gironi meridionali, l'altra il Potenza, hanno superato indenne e senza giocare quarti di finale. Come detto, l'avversario da affrontare è il Caserta Volley. Nel turno di andata dei quarti di finale, infatti, le casertane hanno superato nettamente 3-0 e 3-1 il Divino Amore Roma e il Costa Verde Cefalù è andata a vincere 0-3 ad Olbia. Cefalù e Caserta quindi sono le semifinaliste, considerando che in questa fase non si possono affrontare due formazioni che hanno giocato nello stesso girone nella regular season. È certo che il prossimo avversario è proprio il Caserta Volley, dove milita l'ex di Aragona Milena Boteva. Dalla pallavolo al calcio, cresce la febbre per il match di domenica prossima ad Alcamo. L'Akragas è costretta a vincere per andare avanti nei playoff. Un pareggio o una sconfitta avrebbero lo stesso suono. Biancazzurri fuori dai playoff e sogno promozione in D, infranto anche per quest'anno. Montalbano, che ha dato a tutti i giocatori disponibili la possibilità di giocare l'amichevole con il Catania, potrà contare domenica anche sul bomber Marasco, che da solo può fare la differenza, e Ciscardi. I due si sono regolarmente allenati e dovrebbero essere disponibili. Il recupero di Ciscardi in particolare potrebbe consentire al tecnico di cambiare qualcosa nel reparto offensivo. Con Giscardi in grado di creare la superiorità numerica, Montalbano potrebbe anche schierare le due punte per un Akragas super offensivo. D'altronde, come detto, serve soltanto vincere. Anche contro l'Alcamo vale lo stesso discorso per il primo turno playoff. In caso di parità al 90° si andrà ai tempi supplementari. Se la parità dovesse persistere anche dopo i 120 minuti, a superare il turno saranno i bianconeri trapanesi. Il tecnico alcamese Giaramella ha molti nodi da sciogliere, visto che 4 titolari hanno problemi fisici. Da Agrigento partiranno diversi pullman alla volta di Alcamo. La tifoseria starà vicino alla propria squadra, spingendola a superare il turno.